La Trattoria al Paradiso si trova a Paradiso di Pocenia, che è un borgo rurale che nasce nel 1600 grazie a una famiglia nobile, i conti Carati. L'attività nasce proprio per la vendita e la mescita del vino. Già allora si facevano queste meravigliose battute di caccia e il cacciato, la selvaggina da pelo e da piuma, veniva poi trasformata in piatti fantastici. A condurre la cucina del Paradiso fino a pochi anni fa era la mia mamma, la signora Anna Maria, che è stata allieva della signora Rosalie. La signora Rosalie era la cuoca della nobiltà friulana. Nel nostro ristorante si utilizzano tantissime erbe spontanee, erbe aromatiche che vengono raccolte proprio nella nostra zona delle risorgive. Quest'area è contraddistinta dalla presenza delle acque di risorgiva. Questo scorrere continuo dell'acqua, così poetico in ogni stagione. Nella primavera riluce un verde splendente ovunque per arrivare a dei colori meravigliosi in autunno. Il primo piatto è un risotto mantecato con un cremoso di aglio orsino e servito con un guazzetto di germano reale selvatico. Questo piatto combina tutta una serie di elementi presenti nel territorio. Il riso di Paradiso è stato reintrodotto da Domenico Fraccaroli grazie alla sua lungimiranza come produzione caratterizzante di questo luogo, ma in realtà era già stato prodotto alla fine del 1900 dai conti Carati, esattamente da Andrea, che diede vita alla riforma fondiaria proprio del territorio. Il secondo piatto è la trota del fiume Stella. Anche qua siamo in presenza di un elemento caratterizzante del nostro territorio, la trota. In questo caso abbiamo utilizzato la trota di sterpo. A noi piace particolarmente questo prodotto perché cresce proprio alla sorgente del fiume Stella. Questa trota viene marinata prima e poi affumicata. I miei genitori hanno un piccolissimo frutteto, ogni anno fanno le potature di questi alberi da frutto. Con queste essenze lignee andiamo a profumare le carni ma anche il pesce come in questo caso. L'ultimo piatto è l'oro del Friuli. È un piatto fatto con la polenta morbida che realizziamo grazie al mais del mulino Zoratto della zona di Codroipo. Viene completata con una fonduta di formaggi d'alpeggio, una cialda di fricco croccante, una sfoglia di mais cinquantin ed infine il tutto viene condito con la farina di mais tostata lungamente nel burro nocciola, la morchie. L'abbiamo voluto chiamare l'oro del Friuli in omaggio alla figura di padre David Maria Turoldo, che ha particolarmente esaltato la polenta perché è stata proprio un mezzo di sopravvivenza, ha sfamato un'intera generazione di giovani friulani. Quindi è particolarmente legata alla nostra storia, a una storia di povertà sì, ma a una storia anche di grande generosità.